Beh, siamo live, benvenuti a questa seconda puntata, seconda edizione di TG Pro Loco. Grazie ovviamente a chi sostiene questo progetto, a Umpli Veneto. Abbiamo ospiti che ci racconteranno la bellezza come nella prima edizione di questo TG, di ciò che fanno le Pro Loco, di ciò che rappresentano i volontari e soprattutto emerge un legame sempre più forte con le comunità in questa emergenza sanitaria e c'è ovviamente il piacere, l'onore di avere in collegamento Antonino Laspina, presidente dell'Umpli nazionale. Io saluto la Proloco di Agordo, la Proloco di Legnago e la Proloco di Fregona, ma in questo TG voglio dar voce in apertura a Giovanni Folador che presiede Umpli Veneto, immagino contento come tutti noi della prima edizione, ma soprattutto a conferme del grande cuore delle Proloco e la grande capacità organizzativa che hanno messo in campo anche in questa emergenza, Presidente Folador. Sì, grazie della presentazione. Noi abbiamo accolto e stiamo portando avanti questo TG Pro Loco per la prima ondata è andata molto bene perché abbiamo piacere di presentare pure in questo momento di emergenza dove siamo costretti a rimanere a casa, che le Pro Loco sono sempre attive e vive e continuano settimana per settimana a svolgere attività di animazione del territorio, di cercare di star vicino alla gente e di portare avanti quelli che sono i valori delle nostre tradizioni, delle nostre comunità. Quindi io do anch'io il benvenuto innanzitutto al Presidente nazionale Nino Laspina che ci onora della presenza e lo ringrazio tantissimo e ringrazio anche i presidenti delle Proloco di Agordo e di Legnago che ci portano la loro esperienza. E poi la nostra, perché è del territorio, con me fa parte delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, quest'anno immagine delle Proloco d'Italia, Francesca Bertolin, che è della Proloco di Fregona, oltre che consigliere regionale dell'Umpli. Vi ringrazio tutti e lascio a te la parola, Luca. Grazie Presidente. Da un Presidente all'altro i territori si esprimono anche attraverso dei mezzi di comunicazione che le Proloco mettono in campo. Doveva esserci una settimana del socio che è stata posticipata a causa emergenza, ma la verità è che le Proloco ci hanno dato dentro nel tessere proprio relazioni con i propri territori, con le proprie persone che vivono le Proloco, ma anche il tessuto socio-economico dei paesi che andremo a raccontarvi. Vedete l'operazione di dedicare nella tessera del socio che andrà in mano a migliaia e migliaia di volontari di tutta Italia, grazie all'intuizione di Nino Spina e dei suoi collaboratori, della sua giunta. Presidente Laspina, insomma un bel mezzo per raccontare i territori e noi siamo interessati quest'anno ovviamente perché c'è questo sito UNESCO, le colline di Conegliano e Valdobbiadene, c'è stata Matera, c'è stata Catania, insomma un modo intelligente di fare rete. Sì, intanto un saluto a tutte le Proloco del Veneto, a tutte le Proloco d'Italia e i complimenti chiaramente a Giovanni Follador che guida questa meravigliosa regione che è il Veneto e a questo gruppo dirigente del Veneto che in questo momento sta dando veramente grande prova di operatività e di organizzazione. Questo si deve dare atto perché in effetti in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo la regione e le Proloco sono costantemente in movimento, si fa per dire movimento, ma movimento dal punto di vista organizzativo, sono tenute costantemente informate su tutto quello che succede attorno a noi
e grazie a questi appuntamenti si dà voce ai territori, quindi un applauso grandissimo a tutto il gruppo dirigente, allo staff, all'organizzazione e a tutti i ragazzi della segreteria, perché veramente stanno mettendo l'anima in questo momento, e credo che proprio in questa fase è ancora più importante questo lavoro che si sta facendo, perché arriva veramente dritto nel cuore di tutti, perché siamo tutti in un momento di affanno, e quindi abbiamo bisogno di questa energia che ci arriva, di queste idee, di questa vicinanza e di quello che può essere anche un nostro modo di affrontare questa crisi e di metterci immediatamente anche in moto per poter affrontare quello che è il futuro. Futuro che noi in ogni caso abbiamo in qualche modo messo in cantiere con tante iniziative, a partire appunto da quello che è la tessera, hai detto benissimo con la presentazione. La tessera che è un omaggio a questa energia che viene dal Veneto, un omaggio che viene a una regione che anche politicamente è amministrata in modo eccellente, lo vediamo tutti i giorni. Voglio anche per questo salutare il presidente Zaia e il suo staff, il suo gruppo di assessori, che sono sempre vicini alle Proloco, lo dimostrano in tutte le occasioni. Lo ha dimostrato qualche giorno fa con un bellissimo messaggio che ha voluto dare a tutto il mondo delle Proloco. Lo ha dimostrato. Certo, poi in conclusione, Presidente La Spina, lo rimetteremo in onda anche noi. Io ti chiedo di portarci un attimo a respirare cosa fanno qualche Proloco d'Italia, no? Tra poco sentiremo le straordinarie bellezze che ci racconteranno le nostre Proloco del Veneto, ma sono sicuro che ci sono Proloco in tutta Italia che si stanno dando da fare. Sì, assolutamente. Ecco, in questa fase molte Proloco stanno cercando di organizzare eventi o perlomeno di organizzare quello che è l'aspetto più quotidiano. In questa fase, ad esempio, si sta preparando in molti posti per le rappresentazioni delle settimane sante o per attività legate alla San Giuseppe, che in molte regioni come Puglia, Sicilia è molto sentito, e ci sono degli eventi particolari che si stanno creando in modo virtuale, o come si è fatto durante il Carnevale con diverse realtà che hanno creato questi carnevali anche lì un po' virtuali, ma che hanno diciamo messo in qualche modo un pizzico di allegria, sempre nell'ottica di poter riunire le comunità, di poterle mettere insieme e farle in ogni caso sedere attorno a un obiettivo comune che poteva in qualche momento dare quel pizzico di normalità o perlomeno respirare aria di gioia. Quindi in questo senso dappertutto c'è questa voglia di restare attaccati alla propria realtà attraverso tanti eventi. Io ricevo migliaia di telefonate al giorno di Proloco che mi chiedono: ma che cosa possiamo fare, come ci possiamo muovere, quando dobbiamo ripartire, come dobbiamo ripartire. E purtroppo il mio non è un momento così semplice, perché io devo per forza mettere cautela, mettere un pochettino la situazione per come è, quindi manteniamo questa attenzione su quello che si fa, aspettando tempi migliori, preparandoci per affrontarlo al meglio. Però ecco, prima di tutto viene la salute, prima di tutto viene il rispetto delle regole. Mai come adesso è importante rispettare le regole, quindi facciamolo tutti, perché è importante che questo venga fatto per poter essere
più liberi domani, quindi cerchiamo di stringere i denti e facciamo quelle iniziative come questa, come quello della settimana della tessera, ecco, che quest'anno, come dicevi prima, rappresenta un luogo fantastico, che è quello delle colline del Prosecco UNESCO, che fa diciamo anche in linea con il lavoro che abbiamo fatto in questi anni di voler rappresentare l'Italia dei luoghi UNESCO. Abbiamo fatto Matera, abbiamo fatto Catania, abbiamo fatto adesso il Veneto, e faremo un po', ecco, tutta Italia con questa idea di rappresentare il bello e gli aspetti meravigliosi della nostra Italia. Presidente, dove si trova adesso lei? Io sono in un altro luogo UNESCO, alle pendici dell'Etna, che in questo momento fa un pochettino il monello, ecco, ci impolvera tutti i giorni. La sua particolarità la fa sentire tutta, perché le sue esplosioni spettacolari sicuramente sono sotto gli occhi di tutti, e qui li vediamo e li sentiamo in modo molto profondo, perché a partire dalla scorsa notte, che ha fatto veramente, oltre allo spettacolo, tremare tutto e sentire un pochettino la sua voce, però purtroppo poi ci ricopre anche di sabbia nera, e ci tocca stare a spazzare tutti i giorni. Però ecco, è il dover convivere con una delle realtà naturali più spettacolari del mondo, e quindi lo accettiamo come è giusto che sia, per questa sua diciamo esplosiva vitalità, ecco, che comunque... Certamente. Allora, Presidente, resti con noi, che poi ci aiuterà a commentare ciò che sentiremo, ciò che Pro Loco ci racconteranno. E lo dico che il Presidente Folador è qui in regia con noi, non è andato via, magari poi alla fine ritornerà in TG per salutarci e per un commento finale. Io comincerei a muovermi, andare fino ad Agordo, nel Bellunese, da Daniele Galligani. Ciao Presidente, avevamo detto di darci del tu e lo facciamo. Sì, volentieri. E c'è stato un lavorio che ha messo in campo tutta l'umanità del Pro Loco. Voi avete avuto un'intuizione di andare un po' a smuovere le attività del territorio con delle convenzioni. Com'è andata? Sì, allora, il discorso tesseramento per noi è sempre stato un po' un punto dolente negli ultimi anni, perché non riuscivamo mai a far passare bene il messaggio di quanto importante è per le persone che abitano nel nostro paese sostenerci per quello che facciamo. Quindi abbiamo cercato un po' di guardare il problema a 360 gradi, e quest'anno, grazie a un'intuizione di un membro del nostro direttivo, abbiamo pensato di offrire più scelta nelle convenzioni. Cioè, fino all'anno scorso ad Agordo c'erano solo 3 attività convenzionate, dal 2021 ce ne sono 38 in questo momento, e sono ancora in aumento. Questo intanto ci ha fatto sentire la grossa vicinanza per quello che è il tessuto commerciale di Agordo. Molte di queste persone che lavorano hanno accettato di convenzionarsi perché sapevano che questo ci avrebbe aiutato. E quindi significa che con la tessera e l'adesione alla vostra Pro Loco si può accedere a queste 38 attività commerciali con degli sconti particolari, giusto? Esatto. In realtà hanno fatto la convenzione provinciale, quindi tutte le Pro Loco della provincia possono beneficiare del nostro lavoro. Ok, e questo ha portato dei benefici anche nel tesseramento poi. Esatto, come stavo dicendo, questo ci ha portato dei benefici anche nel tesseramento, quindi senza aver fatto ancora la settimana del socio
abbiamo più che raddoppiato il numero delle tessere vendute rispetto agli ultimi anni. Quindi, A me risulta da 40 a 120 soci già. ci siamo sui 110, sì, sì, quindi 110, ok. siamo quasi al triplo, sì. E andando un po' con il pensiero, se non ci fosse l'emergenza, voi in questo periodo che cosa stareste preparando? Ma allora, per noi marzo siamo già al lavoro di solito, negli ultimi 2 anni, 3 anni eravamo già al lavoro perché noi all'inizio di giugno abbiamo una gara che si chiama una gara di corsa a coppie, che si chiama 4 Passendoi e quindi siccome organizzare una gara è un lavoro piuttosto lungo, bisogna fare un sacco di cose, noi di solito in questo periodo siamo già al lavoro. E tra non molto, in un tempo normale, inizieremo anche già a lavorare a quella che è la sagra di paese, la sagra di San Piero, che si svolge sempre a giugno, ma il 29. Ok, c'è una particolarità, no? Un piatto San Piero che è una Sì, diciamo caratteristica. che sì, esatto, noi abbiamo ormai da una decina di anni, diciamo, proponiamo un piatto che è fisso sempre nella nostra sagra, che è il piatto San Piero, e l'anno scorso, non potendo organizzare la sagra, abbiamo fatto una scelta un po' particolare, cioè invece di fare come magari altre associazioni, di aprire comunque una cucina per vendere da sport, noi abbiamo preferito proporre ai ristoranti di Agordo il nostro piatto, dicendo: signori, il nostro piatto è composto da questi ingredienti, se volete vendetelo voi il 29 di giugno, sia da sport che nei locali, perché a giugno ancora si poteva andare al ristorante, e così è stato fatto. Tutti i ristoranti di Agordo il 29 giugno 2020 hanno presentato il nostro piatto E ed è anche andato ce molto lo bene. descrivi questo piatto? Ma allora, il piatto San Piero si compone di pastim, che è una cosa molto tipica nostra veneta, è come dire una specie di salsiccia aromatizzata, speziata, diciamo così, fatta però sotto forma di hamburger nel nostro caso. Abbiamo dello schizz, che anche quello è un formaggio tipico nostro agordino, e abbiamo la polenta e abbiamo il cavolo cappuccio però stufato con lo speck. E questo è quello che compone il nostro piatto. Perfetto, ti arriveranno gli indirizzi di casa di tutti i presenti perché ovviamente dovremo assaggiarlo. E Volentieri, ma io vi inviterei anche qua ad assaggiare direttamente quello fatto da noi. Chissà che magari a certamente. giugno per qualche miracolo non riusciremo comunque a fare la sagra. Speriamo davvero di poterlo fare e sicuramente risponderemo positivamente all'invito. Grazie a Daniele Galligani, grazie alla Proloco di Agordo. Poi ci risentiamo magari per un pensiero finale anche di Certo. auspicio. Ci sarebbe da parlare anche dei mercatini. Volendo con la Proloco di Agordo e ci spostiamo pian piano verso le terre scaligere, Proloco di Legnago. Cesare Canoso, buona serata anche a te Presidente, a tutti i volontari, a tutta la tua Proloco. Da dove cominciamo? Cominciamo che Proloco fa rima anche con sociale? Sociale, buonasera a tutti, ciao, visto che ci diamo del tu. Sì, noi è un anno che il nostro direttivo è partito e ci siamo trovati subito con l'emergenza perché l'anno scorso, a marzo, quando dovevamo organizzare il carnevale, ci siamo trovati in piena emergenza Covid. Il nostro carnevale è un carnevale importante in cui avevamo un contributo di 6.000 euro da parte dell'amministrazione. E visto che era saltato, abbiamo deciso di passare subito al sociale. Come? Destinando questi 6.000 euro a kit spesa per le persone anziane che non potevano uscire di casa per causa Covid. E lì abbiamo servito sulle circa 200 anziani. Fino a quando l'emergenza ha cominciato a finire verso maggio, poi abbiamo cominciato con degli eventi, abbiamo provato a fare degli eventi di piazza, sempre stando nelle regole, e
abbiamo fatto la festa del grano, la prima festa del grano, perché noi qui a Legnago abbiamo una piazza della Libertà, dove una volta c'erano i grani, vendevano i grani. Allora abbiamo detto, perché non cominciare come prima festa a fare una festa del grano e portarla avanti col tempo. E abbiamo cominciato con questa prima festa del grano, che è stato anche un successo. Un grande successo. È stato un successo, nel senso, un successo come cerimonia. Dopo ci siamo riproposti il prossimo anno, sperando di riuscirci, di fare qualcosa coinvolgendo tutti i grani antichi che ci sono qui, le associazioni di grani antichi che ci sono qui nella provincia di Verona, portando le associazioni di grani antichi con tutti i loro attrezzi, che per far vedere come funzionava una volta la raccolta del grano e tutte queste cose qua. Fino adesso che siamo ritornati col sociale, con l'appoggio dell'amministrazione, siamo ritornati adesso sul sociale, che serviamo tutte le famiglie in difficoltà sotto osservazione del sociale qui di Legnago, e anche oggi abbiamo consegnato 28 kit spesa a 28 famiglie di Legnago che hanno perso il lavoro o che sono in cassa integrazione. Beh, complimenti per questo impegno quotidiano. Sì, però finito il sociale ne abbiamo già un bel programma, sperando che tutto possa andare come deve andare, riproponendo la festa del grano, portando ancora degli eventi che abbiamo in programma, come la festa dei nonni, che la stiamo organizzando, di 3 giorni di festa dei nonni, dove coinvolgeremo tutte le scuole dei plessi del comune di Legnago, con delle recite e con delle letterine che poi verranno dispensate quel giorno. Ecco, Presidente, il tesseramento alla grande, dicevamo a microfoni spenti. Allora, guardi, il tesseramento, io devo ringraziare i miei concittadini, perché ci hanno appoggiato in una maniera assurda. Abbiamo cominciato a tesserare dai primi di gennaio in piazza, facendo tutti i gazebi sabato mattina. La gente si fermava. È stata una risposta enorme. Posso dire qualche numero o non dirlo? Comunque, guarda, è stata una risposta che veramente... Beh, possiamo dirlo, se non sbaglio 250. 250, fra poco andremo a toccare i 300, perché abbiamo già ordinato 50 tessere e abbiamo ancora... Dunque è stata una risposta da Legnago per la Proloco fantastica, forse perché la mia idea come primo anno di presidente è questa, che sono stato all'assemblea regionale delle Proloco qui a Verona, che c'era Luca Zaia, in cui anche lui ha ribadito che le Proloco devono dare una svolta, nel senso che devono essere come faro di tutte le associazioni e portarsi in tutto sul sociale, sulla cultura, su tutto. E questo è quello che cerco di fare io qua a Legnago. Qui a Legnago abbiamo 80 associazioni e sto cercando di portare la Proloco come faro di partenza per dopo stare a collaborare con tutte le associazioni che ci sono qui a Legnago, e ci stiamo riuscendo, accontentando un po' tutti, ma ci stiamo riuscendo. Poi noi, la mia mentalità e la mentalità penso un po' di tutti, è sicuramente quella di andare sempre d'accordo con l'amministrazione, qualunque sia, qualunque sia. E in questo momento io sto andando molto d'accordo, perché io propongo al mio sindaco, lui mi ascolta, il mio sindaco mi propone, io lo ascolto, e sta andando benissimo, stiamo andando d'accordo. Una relazione ovviamente di reciproco ascolto. Anche se non c'è, la nostra Proloco è apolitica. Presidente dunque... Canoso, io le rubo un minuto, ma glielo Sì? do perché guardiamo insieme un minuto di un video che poi chi ci segue potrà andarlo a vedere interamente nei vostri canali social. Poi per salutarci però voglio sapere qualcosa di Nordic Walking. Esattamente, Ok? esattamente. Tra poco, quando ritorneremo, perché ci interessano anche iniziative che ci fanno bene, andiamo a seguire questo piccolo contributo. Buongiorno a tutti, io sono Canoso Cesare, presidente della Proloco di Legnago. Innanzitutto volevo ringraziare gli UNPI e tutte le Proloco d'Italia per avermi dato la possibilità di questa intervista inerente alla settimana del socio, che va dall'8 al 14 marzo. Noi qui siamo a Legnago, dentro il Torione. Il Torione è il simbolo della nostra città, il Torione è il cuore della nostra città. Il Torione è l'unica torretta rimasta in piedi di una fortezza che circondava Legnago. Legnago è una città di cultura, di sport, di musica, di teatro. Legnago è la città natale del maestro Antonio Salieri, cui è stato dedicato un teatro, un gioiello che ci teniamo stretto.
Legnago, come dicevo, è la città dei musei, il Museo Fioroni, il Museo Archeologico. Legnago è la città dello shopping. Legnago è una città di 27.000 abitanti in cui nel centro c'è un bellissimo parco, un polmone verde, di cui in mezzo a questo polmone verde noi della Proloco stiamo gestendo una cascina in cui vogliamo fare un punto di incontro di tutte le associazioni che ci sono a Legnago, e circa un centinaio. Qui volevo rubare 2 minuti, se mi date la possibilità, per ringraziare tutti i cittadini di Legnago per averci appoggiato in questo tesseramento Proloco 2021. Siete stati in tanti, tantissimi. Questo dà la forza a me come Presidente, ma soprattutto dà la forza a questo direttivo che è più di un anno che sta lavorando solo. Adesso fino a maggio siamo fermi causa pandemia, ma insieme con l'amministrazione stiamo lavorando sul sociale, aiutando le famiglie in difficoltà, portando dei kit spesa. Ma da maggio in poi abbiamo un ricco programma di eventi a 300 Convivi Legnago con tutte le associazioni di quartiere. Come Proloco abbiamo festa dei nonni, festa del grano, festa di San Martino e una bellissima festa a settembre che sarà una sorpresa, per poi partire giugno, luglio e agosto a riempire le piazze di concerti, di musica, sperando di portare un po' di allegria alla gente. Dunque non mi resta che invitare te, socio Proloco d'Italia, a fermarti a Legnago. Ti regaleremo un abbraccio e un sorriso, come dice il motto della tessera della Proloco di quest'anno. Legnago è circondata da piste ciclabili dove potrai fermarti a degustare i vari agriturismi che ti daranno la possibilità di degustare tutti i nostri prodotti tipici, dal miele al vino. Dunque non mi resta di ribadirti l'invito a fermarti, ti regaleremo un sorriso. Legnago vale la pena fermarsi, Legnago è bella, fermati, noi ti aspettiamo. Ciao! Abbiamo voluto alla fine grazie. vederlo tutto bello perché era semplicemente bello, e intanto ci scrivono in molti, ovviamente nei social che ci stanno seguendo, guardate, ce ne sono davvero tanti. Chi ci dice, ci chiede di non parlare di cibo a quest'ora, poi c'è la Proloco di Cologna Veneta che saluta tutti, e abbiamo Enrico Scottono ospite nella scorsa edizione, che ci chiede di alcuni chiarimenti tecnici, sarà passata le informazioni ai presidenti. E un saluto dal Consorzio Proloco Genova e dal consigliere nazionale Umpli Enrico Mendace, grazie. Insomma, ce ne sono davvero tanti anche della Proloco di Lusia. Insomma, grazie per seguirci e soprattutto per starci vicini in ciò che raccontiamo, ma è davvero facile. Io sto per andare dalla Proloco di Fregona, che mi è scomparsa sotto gli occhi, perché dobbiamo raccontare un'altra iniziativa. Eccola qui, rientra Francesca Bertolin. Ciao Francesca. Ciao Luca, buonasera a tutti, buonasera Presidente La Spina. Eccoci qua. Io spero che tenga la linea, perché con la DAD evidentemente c'è qualche problema di connessione. Sono qua comunque. Mi stai facendo gli scherzi. Con te, Presidente, vogliamo parlare di un'iniziativa programmata per domenica 21 marzo, una domenica speciale perché è equinozio di primavera, ma speciale perché diciamo bentornata alla primavera del Prosecco, questa kermesse dedicata alla Prosecco superiore, guarda caso nel sito UNESCO delle colline di Conegliano Valdobbiadene. Cosa ci dici? Che edizione speciale ovviamente sarà? Beh, questa è un'edizione speciale perché comunque dopo lo scorso anno in cui non abbiamo potuto, come si sa, portare avanti questa rassegna che coinvolge anche quest'anno ben 18 Proloco dell'Alta Marca Trevigiana, sono appunto tutte così attive nelle colline UNESCO del Prosecco. E quest'anno abbiamo pensato di iniziare comunque con un evento online che è proprio questo brindisi diffuso tra le colline dal nome Benvenuta Primavera, e che quindi vedrà coinvolte in rappresentanza diverse, quasi tutte le mostre insomma della nostra rassegna. E ci collegheremo quindi ognuno da casa fondamentalmente, perché siamo in zona rossa,
presenteremo un po' la rassegna che speriamo appunto di portare avanti in modo diverso, andando, diciamo così, con la così, speranza, insomma, che le cose migliorino, e che tra l'altro sarà prorogata la rassegna anche proprio per l'estate. Durante l'estate ci saranno delle manifestazioni che riguardano proprio la primavera del Prosecco. Saranno delle passeggiate, saranno delle mostre, saranno delle visite guidate, saranno delle letture di poesia in cantina. E qua sta questa anche bella iniziativa che si innesta, ovvero noi ci innestiamo nella loro, che è l'iniziativa che riguarda il centenario della nascita del poeta Andrea Zanzotto, che proprio a Pieve di Soligo, il 21 di marzo del 21, diciamo, del 1921, naturalmente, vide i natali. Ecco, il Comitato Nazionale per il Centenario condividerà con noi, raccontando, diciamo, e così, narrando alcune poesie di questo grande poeta durante la diretta che verrà organizzata sulla pagina Facebook di Primavera del Prosecco a partire dalle ore 11. Quindi siamo con questa bella novità, con questa bellezza, diciamo, della poesia, e collegati tutti insieme, Certo. e vi aspettiamo naturalmente da E l'appuntamento infatti per Veneto. domenica mattina davvero a tutta Italia di collegarsi, di star vicino a questa iniziativa che, ricordo, nella normalità è davvero una collana di perle che riguarda 18 mostre in questo territorio vocato alla viticoltura, e una viticoltura sempre più sostenibile, sito UNESCO, lo ripeto, e c'è l'orgoglio da raccontare di Umpliveneto di aver aderito a queste celebrazioni di un poeta che è stato anche precursore del racconto di questi paesaggi, di queste colline e degli uomini. Penso che sia davvero d'accordo di cuore il presidente Folador, che di solito mi prende in giro per le mie poesie, che non ha mai ascoltato. Io lo vedo, voi no, ma dopo ritornerà in onda. Quindi appuntamento a domenica mattina. Io però sono a Fregona in questo momento assieme alla Proloco, e una domanda su queste grotte del Caglierona, che sono un patrimonio straordinario della natura, che hanno bisogno di essere, posso dire, accudite in questo momento. C'è una sottoscrizione in corso per aiutare in questo percorso, per ridarcele a noi visitatori. Sì, purtroppo il 5 di dicembre un evento straordinario di maltempo ha completamente rovinato quello che è il percorso turistico, con delle frane e il danneggiamento molto grave della passerella che entra nella Forra. Allora noi come Associazione Proloco le stiamo gestendo, abbiamo, diciamo, partecipato al bando comunale, stiamo gestendo questo patrimonio di ricchezza e di bellezza, e purtroppo l'amministrazione in questo momento non ha risorse da dedicare diciamo, al Parco delle Grotte, perché ha anche delle altre priorità, ci sono stati parecchi altri danni anche a privati, e abbiamo pensato così di fare una campagna di crowdfunding che è partita molto bene, che sta andando avanti bene, con la quale noi pensiamo di poter raggiungere una somma sufficiente per riaprire almeno una parte, la parte, diciamo, più importante di questo percorso. E con le aziende stiamo lavorando molto bene, anche perché in realtà ci sono, oltre che delle donazioni, anche delle proposte per la futura gestione, che spero che dal mese di maggio, insomma, possa ripartire. È importante però anche che ci sostenga, diciamo così, il nostro pubblico, il pubblico che l'anno scorso ha visto circa 70.000 persone visitare questo meraviglioso luogo, e che vorremmo sentire, diciamo, vicini, quindi anche con donazioni minime. Le donazioni si possono fare sulla piattaforma che abbiamo scelto, che è la piattaforma Produzioni dal Basso, una piattaforma nazionale molto importante, e lì è possibile donare. Ci sono, oltre alle donazioni libere, veramente anche minime, anche quelle più importanti che prevedono anche una ricompensa, come dire, no?
quindi magari la visita con la degustazione, noi abbiamo dei prodotti molto importanti, tra cui un passito, Tocchiato di Fregona, un vino straordinario che è poi il vino principale della nostra mostra di Fregona, perché noi alla mostra di Fregona proponiamo appunto questo passito e gli altri vini della DOCG Colli di Conegliano, che sono Bianco Rosso e il Marzemino di Refrontolo. Ecco, quindi le degustazioni sono anche proposte come ricompensa per questa campagna fondi. Donate, che se riusciamo ad arrivare a questa somma riapriamo e poi insomma poi andiamo avanti di sicuro. Grazie con Francesca l'estate. Bertolin, Grazie a te, Luca. un abbraccio profondo a tutti i volontari anche della vostra Proloco. Vado dal presidente nazionale e prima di lasciare la parola per la chiusura alle due Proloco che abbiamo sentito, Presidente, abbiamo sentito quante cose fanno le Proloco, ma sono state raccontate senza fatica, no? Proprio con orgoglio, passione e voglia di aiutare il prossimo. A me è arrivato questo. Sì, condivido e mettiamoci anche tanto cuore in tutta questa situazione e tanto orgoglio di rappresentare la Proloco, l'Umpli e il proprio territorio, che credo che sia proprio l'essenza del lavoro che facciamo tutti i giorni. Quindi complimenti veramente per quello che state facendo, che avete fatto e che volete fare. Complimenti a Cesare per lo splendido video. Se si vedeva qui Piero Angela che oggi festeggia i 40 anni di Super Quark, magari poteva arruolarsi per il futuro, ma sei stato veramente bravo. Ecco, ingegnarsi così anche in questi momenti, sfruttando un po' tutte le risorse che abbiamo per promuovere i nostri luoghi, penso che sia veramente un atto d'amore verso la nostra gente, verso quello che chiaramente rappresentiamo, e questa è la vitalità che dobbiamo rappresentare. Io mi auguro che oggi questo momento sia visto da quante più Proloco possibile in tutta Italia, perché siete un bellissimo esempio di vitalità e che deve essere proprio il nostro modo di affrontare questo momento, affrontandolo, guardando con orgoglio a quello che si deve fare e pensando che possiamo riuscire a costruire qualcosa di nuovo per il futuro solo affrontandolo in questo modo e restando sempre attivi, pensando che siamo noi la forza che potrà far risollevare i nostri luoghi, perché ne avranno sicuramente tanto bisogno, ma ecco, con le nostre idee, con la nostra forza daremo sicuramente una grossa mano alla ripartenza che sarà sicuramente necessaria. Quindi complimenti a voi, complimenti a tutte le Grazie Presidente. Intanto faccio rientrare, lo avverto, Giovanni Folador, che vedo che ci sta seguendo. Giovanni, mi aiuti poi a dare un po', a tirare delle conclusioni, ma vorrei andare ad Agordo intanto per salutarci e per sentire un pochino un messaggio di chiusura da parte di Daniele Galligani. Sì, allora io volevo lasciarvi con una piccola curiosità. Per chi segue il programma di Crozza Fratelli d'Italia con l'imitazione di Luca Zaia, io vi segnalo che in Agordino è presente, anzi è Agordino, quello che ormai è diventato il famosissimo Mirko di Radio Più, per chi segue appunto le limitazioni di Crozza, ed è il direttore di Radio Più, è un'emittente agordina, e devo ringraziarlo per il grosso supporto che ci ha dato nella nostra iniziativa, non potendo fare nulla durante l'inverno. Abbiamo fatto delle interviste alle voci di Radio Più e lui è stato molto molto entusiasta di questa cosa e ci ha aiutato tantissimo. Chiudo dicendo: noi abbiamo tantissima voglia di lavorare, lo stiamo facendo in tutti i modi possibili e immaginabili, sia online che dal vivo. Io rappresento un gruppo di 18 persone fantastiche che in un momento di difficoltà, come ha detto anche Cesare, anche noi siamo andati in carica a luglio, quindi in piena crisi, diciamo così, ha tirato fuori un sacco di idee,
un sacco di cose per comunque fare promozione del territorio, per aiutare chi sul territorio lavora, produce e aiutare anche noi nel sociale. E quindi, beh, niente, continuiamo a rimboccarci comunque le maniche a fare, perché questa è la nostra missione, questo è quello per cui noi nasciamo come associazione. Quindi un saluto a tutti e grazie per l'opportunità di dare la voce di Agordo in questa trasmissione. Grazie a te, ai volontari, al tuo territorio. Cesare Canoso, Proloco di Legnago. Niente, io volevo solo dare parlando di quella cosa che dicevi del Nordic Walking, che noi abbiamo un argine stupendo dove c'è una verbena che passa, è una cosa stupenda, dove si fanno delle passeggiate stupende, dove ci sono tanti agriturismi. Allora l'associazione Nordic Walking di Legnago, insieme a quella Proloco, con delle altre associazioni, abbiamo deciso di fare il primo Nordic Walking Park qui in Italia, che ha di 3 percorsi, del 1, 6 e 11 chilometri, dove come Proloco sto anche pensando come sfruttare questa cosa, nel senso portare, siccome anche nella nostra zona ci sono tanti giovani apicoltori che vendono miele, cercarli tutti gli agriturismi, far partire dove ci vende il miele facendo questo passaggio col Nordic Walking. È una cosa che manderò dopo vi farò avere tramite Facebook, si partirà a settembre con la festa dello sport qui a Legnago, dunque parte questo Nordic Walking Park, che adesso è difficile spiegare tutto, ma è una cosa stupenda perché Nordic Walking è una cosa di salute, è una cosa dove si sta all'aria aperta, è una cosa che invito a tutti a praticare. E un'ultima cosa, se mi permettete, siccome io sono un giovane presidente, noi ci appoggiamo tanto al consorzio di Verona, delle Proloco, dove volevo ringraziare Teresa Meggiolaro che mi aiuta, mi consiglia e quando faccio dei sbandamenti cerca di raddrizzarmi. Dunque volevo ringraziare Teresa Meggiolaro di questa cosa qua. Ecco, grazie. Bene, nobile per riconoscere che gli sbandamenti li facciamo tutti, non durante la disciplina però che... No. Tu sei anche maestro di questa disciplina? Nel 2006 sono stato uno dei primi istruttori di Nordic Walking, dove qui nella pianura veronese non si conosceva. Quindi andate molto bene, no? Se sei istruttore, quindi... Esattamente, dunque ho appoggiato bellissima iniziativa. Sono innamorato del Nordic Walking, lo sarò per sempre. Adesso purtroppo lo pratico poco, però se posso appoggiare questi ragazzi, Roberto Veronese, Virginia Faccio e Francesco Maso, li aiuterò sicuramente a fare questo Nordic Walking Park, che spero che sia un successo, dove voglio che tutta Italia, perché sarà uno dei primi, no, il secondo, vengano qui a Legnago a praticare questo. Allora, Presidente, ti aspetto con un tuo gruppo di 20 persone, andiamo a Fregona a fare tutto ciò. Esatto. Poi prendiamo l'auto e andiamo a mangiarci il piatto di San Piero ad Agordo, ok? Il Presidente La Spina, io e Foladoro siamo già ad Agordo ad aspettarvi. Ok? Con molto piacere, Perfetto. E chissà che questo non nasca davvero, no? Una bella giornata dedicata a questa disciplina nelle colline del Prosecco sito UNESCO. Giovanni Foladoro, in conclusione, io ho anche un video da proporvi di un paio di minuti. Come ci salutiamo, Giovanni? Con entusiasmo sicuramente, sentire tutte queste storie, penso che sia una boccata d'ossigeno per tutti, anche per tutte quelle Proloco che ci hanno seguito e che ci seguono, che dire, pure in questo momento di lockdown, le possibilità di essere presenti sul territorio, nel sociale, di promuovere i nostri territori ci sono. Basta avere la buona volontà. Io ringrazio tantissimo Cesare, Daniele e Francesca per quello che ci hanno presentato, stupendi e non c'è altro da dire. I numeri poi parlano chiaro. E grazie al Presidente Lino La Spina che ci guida ed è sempre presente con noi, ci sostiene e ci porta avanti. Allora, grazie a voi presidenti, grazie come avete ben detto a tutte le Proloco che ci hanno seguito anche questa sera.
torneremo. Io vi auguro una buona continuazione di serata, ma guardiamoci insieme questo messaggio che tra l'altro era stato annunciato anche dal presidente nazionale La Spina, che saluto nuovamente. Grazie ancora a tutti voi, alla prossima edizione di TG Pro Loco. Grazie. Ciao a tutti. Eccoci al messaggio. Complimenti Luca. Un saluto a tutti e anche un invito e un ringraziamento. L'invito a associarsi e quindi a sostenere la propria Pro Loco. Ognuno di noi dovrebbe sostenere la sua Pro Loco. Sono 6.000 le Pro Loco italiane e quindi penso alla settimana del socio indetta dalle Pro Loco italiane, che va ovviamente dall'8 al 14 marzo ed è un'occasione per sostenere i volontari che fanno grandi le nostre comunità. E dall'altro un grande ringraziamento alle 6.000 Pro Loco italiane, a tutti i volontari, a tutti coloro che quotidianamente dedicano il loro tempo libero ovviamente a quello che è il bene comune, il bene della comunità, nella promozione dei prodotti tipici, dell'identità, dei territori, la promozione turistica. Insomma, le Pro Loco, se non ci fossero, bisognerebbe inventarle. Quindi ricordatevi, settimana del socio, sostenete le vostre Pro Loco, le nostre Pro Loco, le Pro Loco ovviamente italiane, 6.000 Pro Loco in tutta Italia.